Quinto appuntamento questa mattina a Villa Filippina a Palermo con il Festival della Legalità. Si è discusso di giornalismo d'inchiesta nel ricordo di Giuseppe D'Avanzo, il cronista di punta della Repubblica recentemente scomparso. Nel corso dell'incontro si è cercato di rispondere ad alcuni quesiti particolarmente impegnativi. Che cosa significa fare giornalismo d'inchiesta? Quali sono gli strumenti e quali le regole etiche di un mestiere rivoluzionato dalle nuove tecnologie? Sono intervenuti alcuni dei giornalisti più in vista in Sicilia: Franco Viviano, Enrico Bellavia della Repubblica, Giancarlo Licata, giornalista Rai, Riccardo Arena del Giornale di Sicilia, Giorgio Bongiovanni di Antimafia 2000 e Franco Castaldo di Grandangolo. Un appuntamento che serve anche ai giovani invitati alla manifestazione per riflettere sulle varie tematiche inerenti alla legalità. Franco Castaldo, si parla oggi di giornalismo e legalità. Ma quanto è facile al giorno d'oggi fare legalità nell'ambito del giornalismo? Non è per nulla facile fare legalità nel mondo del giornalismo, bisogna farla realmente piuttosto che a parole. Manifestazioni come queste sono fatti concreti perché agli studenti si danno indicazioni guida, chiave per praticarla oltre che parlarne. È cambiato molto nell'ambito del giornalismo, specialmente negli ultimi anni. Ecco, in che direzione si sta andando secondo lei? No, adesso devo dire che c'è una situazione che è veramente mutata ed in positivo. C'è un giornalismo che è più libero. Non dobbiamo scordarci che con l'avvento di internet la comunicazione è diventata totalmente libera, non ci sono censure, ci sono forse degli eccessi, però è meglio pagare il prezzo dell'eccesso piuttosto che quello della censura. C'è anche la situazione dei nuovi giornalisti, una situazione un po' precaria, la quale anche vale la pena spendere una battuta. I nuovi giornalisti vivono una condizione difficile perché in mancanza di contratti lavorare è veramente difficile, però devo dire che chi fa questo mestiere ha tantissima, grandissima passione e sopperisce a queste lacune con l'attenzione e la passione per questo lavoro. Tu fai giornalismo d'inchiesta da tantissimi anni, insomma qualche guaio l'hai anche passato. Oggi che bilancio ti senti di dare alla tua carriera, anche se non è tempo di bilanci, insomma? Io devo dire che i guai fanno parte del mestiere, li devi mettere nel conto e quindi vanno pesati come le soddisfazioni. Il bilancio è positivo, soprattutto perché continuo a pensare e ad agire da uomo libero. A Roma.